Appuntamenti in agenda per sabato 24 giugno. A Lavagna, per il Festival delle Tradizioni, dalle 8 alle 20 in Piazza della Libertà bancarelle con prodotti artigianali provenienti da tutta Italia. Nel weekend torna tipicamente Chiavari, il mercatino agroalimentare organizzato da Confesercenti Genova con il patrocinio del comune. In via Rivarola dalle 9 alle 19 decine di banchi, alle 11.30 poi flair acrobatico con il bartender Luca Parcelli. Al minigolf di Rapallo al via la seconda edizione del trofeo I Bambini di Malika, gare al via dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 20. Nell'ambito del progetto Casazza Ligure Cardio Protetta, a partire dalle 9 a Villa Sottanis si terrà un corso di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione per tutte le fasce di età. Acqua, gioie e dolori è il tema del convegno proposto a partire dalle 10 alla Società Economica di Chiavari. Interverranno il geologo Alessandro Scarpati, il naturalista Luca Ciuffardi e l'economista Alessia Cafferata. Con l'arrivo dell'estate riapre il Museo del Bosco al Parco dell'Aveto, al Lago delle Lame di Rezzoaglio, aperto dalle 10 alle 17. In località Campovecchio di Borgo Novo Ligure a Mezzanego, una via sarà intitolata a Franco Russi, già sindaco del comune. La cerimonia prenderà il via alle 10.30. Per il terzo anno consecutivo la Val d'Aveto e Cicagna ospitano 2 tappe del circuito nazionale di ski roll con l'organizzazione dello Sci Club Santo Stefano d'Aveto. Dalle 15 la prova Mass Start TC da Rezzoaglio a Santo Stefano d'Aveto, località Rocca, valida come terza tappa di Coppa Italia di ski roll, secondo trofeo Val d'Aveto. Cesare Ferrari, un ricordo sempre vivo, è il titolo dell'incontro in programma alle 17.30 alla sala presidenziale della Società Economica di Chiavari. Sarà ricordata la figura del fotografo scomparso 40 anni fa e presentata la terza raccolta delle sue immagini realizzate negli anni 60 nei borghi dell'entroterra. Interverranno Giovanni Mennella, presidente dell'Istituto di Studi Liguri, e l'architetto Osvaldo Garbarino. Incontro Il futuro dei nostri figli è il nostro oggi. Alle 18.30 al vivaio Il Geranio di Rapallo intervengono Luciana Favaro, Gian Rossano Giannini e Alessandra Rotta. Sagra de Ciché in località Cichero di Mezzanego, dalle 19 stand gastronomici, alle 21 lo spettacolo comico di Pino e gli Anticorpi. San Pietro di Novella a Rapallo in festa per il patrono, alle 19.30 l'apertura degli stand gastronomici, alle 21 musica e canti con l'orchestra Eli e Matteo. Ad Amborzasco a Santo Stefano d'Aveto festa in onore della Madonna del Buon Consiglio, dalle 19.30 apertura degli stand e alle 21 danze con l'orchestra William Band. Ultima serata a Cicagna per la festa di San Giovanni Battista, stand gastronomici aperti dalle 19.30 sul piazzale del comune. Al termine della processione spettacoli pirotecnici e musica dal vivo con i Radio Gaga. A Sesti Levante in piazza Matteotti dalle 21 alle 23 gli artisti professionisti che hanno partecipato al premio Due Facce Umorismo a Sesti Levante saranno presenti per una sessione di disegno per il pubblico.